3.733 euro all'anno è la somma che ogni cittadino veneto, neonati e centenari compresi, dà in solidarietà sotto forma di tasse alle regioni italiane del sud. In tutto oltre 18 miliardi. L'ha calcolata la CGA di Mestre. È la differenza tra le tasse pagate dai veneti nel 2012, 70,2 miliardi di euro, e il totale delle spese sostenute da tutte le amministrazioni pubbliche a favore dei residenti in Veneto, poco meno di 52 miliardi. La differenza si chiama residuo fiscale. Il Veneto versa 18 miliardi in più di tasse di quanto riceve in servizi dallo Stato. Vuol dire che devolviamo 18 miliardi in solidarietà al resto del paese. Tutte le regioni del nord hanno un residuo fiscale positivo, cioè versano più di quanto ricevono. Prima la Lombardia, 54 miliardi, secondo il Veneto 18,2, quindi Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria. Anche il residuo fiscale di tutte le regioni del centro Italia, evidenzia la CGA, è positivo. Bisogna riprendere in mano la riforma sul federalismo fiscale, dando atto quindi a quelle regioni che sono più virtuose come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, di trattenere una quota a parte delle risorse sul proprio territorio, altrimenti la questione settentrionale rischia nei prossimi mesi di esplodere. Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania e Puglia presentano tutte un residuo fiscale negativo, vale a dire ricevono di più di quanto versano in tasse. La solidarietà fiscale prevista dalla Costituzione diventa un peso per le regioni del nord, tra cui il Veneto, quasi sempre in carenza di risorse per dare servizi ai cittadini. C'è uno sbilancio di 18 miliardi e una cifra imponente che in qualche modo va ridotta, perché va benissimo la solidarietà, ma bisogna anche trattenere, abbiamo la necessità di trattenere delle risorse sul territorio.